È ripartita oggi la campagna vaccinale contro il Covid in regione, già stamattina 400 prenotazioni, anche se fra i friulani i pareri sono contrastanti, non rallenta la crescita del numero di nuovi casi. Giro di vite e controlli serrati a Lignano dopo la maxi rissa dello scorso weekend. Oggi vertice in prefettura a Udine, si va verso un'ordinanza del sindaco, come i commercianti dicono non è un'emergenza. Nessuna pietà per le vittime, pentimento tardivo. Sono state depositate oggi le motivazioni della sentenza di condanna a 7 anni di Dmitrij Traikov, l'imprenditore che uccise 2 cugine sulla A28. Lo hanno chiamato Iron Man, è un gattino neonato lanciato dal finestrino di un'auto in corsa a Pravis Domini, è vivo per miracolo, ora cerca una famiglia che lo adotti. Il 19 agosto il raduno, poi ritiro in Carnia, a fine agosto il Bortoluzzi a Lignano, la UEB Cividale è pronta per la sua prima 2, staff rinnovato, mercato senza stravolgimenti e in campo in casa il sabato sera. Buonasera da Telefriuli e bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. È ripartita oggi la campagna vaccinale anti-Covid. Da stamattina tutte le persone fra i 60 e i 79 anni e i soggetti fragili sopra i 12 anni possono prenotare l'appuntamento per la somministrazione della quarta dose, vale a dire il secondo booster. In tutto in regione potrebbero essere interessate dalla somministrazione circa 400.000 persone. Allora vediamo dove e come ci si può prenotare. Dovrebbe essere pronto il servizio allora per riassumere le modalità di prenotazione con la campagna vaccinale che riparte per la somministrazione della quarta dose. Quali hub saranno aperti? Il servizio di prenotazione CUP è attivo nelle farmacie, ovvero attraverso anche tutti gli altri canali, aziende sanitarie, il numero telefonico unico e anche attraverso l'app. È importante perché è una protezione per le persone, vista anche la situazione di crescita di questa epidemia che abbiamo vissuto in questi giorni. Non era prevista questa fase di epidemia, ma comunque ci ha trovato sicuramente preparati. Ora dobbiamo comunque affrontare questa fase. Credo che la decisione di portare questa quarta dose sia fortemente spinta anche da questa situazione di epidemia, perché c'è bisogno evidentemente di alzare la protezione sulle persone che sono più soggette a eventuali complicanze. Dunque, prima giornata di prenotazioni, quella di oggi, con il vicepresidente della Regione Riccardi che a proposito ha fatto sapere che le persone di queste categorie che hanno già prenotato questa mattina sono state 393 a fronte delle 789 richieste totali. Riccardi ha evidenziato inoltre che l'apertura della nuova fascia ha riportato l'attenzione sulla vaccinazione, generando anche un aumento delle prenotazioni tra coloro che potevano già accedere al vaccino, ovvero gli over 80 e i soggetti fragili over 60. Ma siamo andati a vedere cosa pensano i friulani della quarta dose di vaccino con opinioni sicuramente contrastanti. Vediamo. Covid si ritorna per la quarta dose per gli over 60. Lei che cosa ne pensa? Beh, io sono convinta che dobbiamo proprio tutelarci e quindi, per quanto possa sembrare una cosa noiosa oppure un fastidio, ma dobbiamo farlo. Ma io normalmente adesso aspetto a settembre col nuovo vaccino. Io ho fatti già 3, sono a posto, ho mai avuto il Covid. Io ho fatto la terza dose e ho avuto problemi e la quarta non la faccio. Aspetterò il nuovo vaccino con la nuova dose perché l'ho fatti tutti e 3. Però non sono ancora convinto perché non me la sento di fare la quarta dose, perché ho avuto problemi, mi ha creato problemi anche a me. Io vado venerdì a fare la quarta puntura. Ormai è deciso e vado. Ed è sicuro perché lei... Perché ho paura. Ho paura e vado a farlo. Ma lei quanti anni ha? Posso chiedere l'età a lei? Quanti? Quanti anni ha? Abbastanza. 86.
Quindi è pronto per la quarta dose, non ha paura? No, non ho paura di andare a farlo. Che lei ha paura del Covid? Sì, quello sì. Ho fatto tutto. Aspetto come va e poi vedremo. Perché è stata poco bene? No, non ho avuto il Covid, sono stata bene, ma però non sono convinta. Lei ha già fatto la quarta dose? Sì, ho fatto la quarta dose, sono passati già 2 mesi che l'ho fatta. Ci ho dato dentro io, perché per me ha fatto solo bene, ma che noi andiamo dietro, ignoranti, diamo retta a chi ne sa più di noi. No? Abbiamo fatto tutti il militare, mi hanno fatto 2 tette così quando ho fatto il militare io, con le punture. E cresce intanto la curva dei casi, nelle ultime 24 ore ne sono stati rilevati di nuovi 2.247 su 8.699 tra tamponi molecolari e test rapidi a fronte dei 1.931 dello scorso mercoledì. L'incidenza sale a 1.070 casi ogni 100.000 abitanti in una settimana, rimane ai massimi storici il tasso di positività dei tamponi che sfiora il 26%. Scendono a 5 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre salgono a 216 quelle ricoverate in altri reparti. C'è anche una nuova vittima a Udine. Voltiamo pagina e parliamo di sicurezza, perché è previsto un giro di vite e controlli serrati a Lignano dopo la maxi rissa dello scorso weekend. Stamattina in prefettura a Udine, riunione del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico. Divieto di bere per strada e limitazione di orario per gli alcolici nei pubblici esercizi. Dovrebbero essere queste le ordinanze che il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi, applicherà dal prossimo weekend. I provvedimenti sono stati annunciati al termine del confronto in prefettura Udine con i responsabili di tutte le forze dell'ordine e le associazioni di categoria, dopo l'episodio che ha coinvolto decine di ragazzi all'alba di domenica a Lignano Riviera. Uno di loro, di 20 anni, è rimasto gravemente ferito. Erano già previsto comunque un'intensificazione dei controlli che il sindaco, con cui abbiamo avuto un'ottima interlocuzione, ci ha assicurato di alcuni provvedimenti, ordinanze, piuttosto che miglioramento del sistema di illuminazione e di videosorveglianza all'interno di alcune aree effettivamente a rischio. Sono situazioni dove effettivamente i ragazzi, stiamo parlando comunque di giovani, anche di provenienza non sempre italiana, si raduna perché Lignano è molto attrattiva in questo periodo e quindi l'attenzione ci deve essere. Difficile la limitazione dell'accesso alla spiaggia, ma saranno più controllabili alcuni varchi d'accesso. In alcune aree della spiaggia il divieto di bere per strada alcolici e ragioniamo anche su qualche limitazione d'orario per gli alcolici nei pubblici esercizi. I rappresentanti di categoria sono tranquilli ma concordi nel cercare di evitare il ripetersi di episodi simili. Sono state fatte delle segnalazioni poste con forza e si sta lavorando per le soluzioni, soprattutto preventive, perché al momento, a parte questa baruffa che abbiamo visto, insomma non sono dei fenomeni particolarmente vistosi. E ora il tema dell'emergenza idrica che è stato affrontato oggi in Consiglio regionale, dove la Giunta ha fatto il quadro della situazione. Complessivamente la situazione di emergenza non è drammatica come in altre regioni, ma è molto seria, in particolare in alcune zone del Friuli. Il quadro sulla situazione idrica fatto in Consiglio regionale dagli assessori all'agricoltura Stefano Zanier e all'ambiente Fabio Scoccimarro è complesso. Entrambi hanno sottolineato come attualmente i valori siano a un livello minimo mai registrato dal 1905, con meno della metà delle piogge cadute nel periodo. Sul fronte agricolo il quadro è molto differenziato, ad esempio nel bacino del Cellina il livello non presenta criticità, nel Meduna invece su 3 bacini è al 16% e si esaurirà entro fine mese. Anche nella zona della Bassa Friulana la criticità è elevata, mentre a Remanzacco e Premariacco ci sono alte probabilità di non poter garantire l'esercizio irriguo e quindi verrà data priorità alle culture pluriennali, poi mais e medicale, soia di primo raccolto e girasoli e infine soia di secondo raccolto. Zanier ha anche fatto una riflessione sul fatto che le irrigazioni di precisione andranno ovviamente a risentire di meno della situazione attuale, mentre le cerealicole, in particolare in certe aree della regione, rischieranno di non chiudere il ciclo produttivo. Sul fronte ambiente, ha spiegato Scoccimarro, ci saranno gli incontri con la Slovenia e poi domani il tavolo sui pozzi artesiani con tutte le parti coinvolte. Nessuna pietà per le vittime e pentimento tardivo. Sono state depositate oggi le motivazioni della sentenza per Dimitrij Trajkov per il doppio mortale sulla A28.
Nessuna pietà per le vittime e un pentimento tardivo verso i familiari, questo quanto emerge dalle motivazioni della sentenza di primo grado che ha condannato a 7 anni di reclusione Dimitre Trajkov, l'imprenditore bulgaro 61enne che il 30 gennaio scorso ha provocato l'incidente sulla A28, nel quale sono morte le 2 giovani cugine venete, Jessica Fragasso e Sara Rizzotto, e sono rimaste ferite in modo grave le 2 figlie piccole di quest'ultima. La sentenza è stata emessa dal GIP del Tribunale di Pordenone Monica Biasuti il 28 giugno, 6 anni per omicidio plurimo stradale e 1 per fuga e omissione di soccorso, oltre alla velocità elevata e alla guida con il cellulare. Cumulo ottenuto riducendo di 1/3 la pena, visto il rito abbreviato. Il giudice scrive che Trajkov, percorrendo più di 1 chilometro di autostrada a piedi contromano per allontanarsi dal luogo dell'incidente, è necessariamente passato accanto alla Fiat Panda accartocciata, senza nemmeno degnarsi di verificare le condizioni della neonata e della sorellina sopravvissute o chiamare i soccorsi, proseguendo per la sua strada. Inoltre, secondo il giudice, l'atteggiamento processuale non pare meritevole, visto che la richiesta di perdono manifestata solo nell'udienza del 21 giugno appare a dir poco tardiva. Nella sentenza, definita troppo lieve dai familiari delle vittime, non ha pesato il precedente di una condanna di Trajkov per guida sotto l'influenza di alcol, anche se le analogie, sottolinea il giudice, sono preoccupanti e indici di una personalità incline alla devianza. Gli avvocati dell'imputato, che è ancora agli arresti domiciliari nella sua casa di Pordenone, Lori Spadalino e Gianni Massanzana, hanno annunciato ricorso in appello, in disaccordo con la figura negativa del loro assistito che viene tratteggiata dalla sentenza. I legali punteranno a uno sconto di pena, cercando di dimostrare che Trajkov si è allontanato dalla scena quando i soccorritori erano già arrivati. Il processo bis potrebbe svolgersi a inizio settembre. Hanno derubato il vicino sotto l'occhio di una telecamera. 2 persone di Forni di Sopra sono state condannate per furto. Rubano 1.000 euro al vicino di casa, anziano, mentre sono al bar, ma la telecamera riprende tutto. Condannati a 8 mesi di reclusione e la pena è inflitta dal giudice Mauro Qualizza del Tribunale di Udine a un uomo di 42 anni e a una donna di 50 anni di Forni di Sopra, riconosciuti colpevoli di furto. Alla donna la pena è stata sospesa. L'episodio, avvenuto a Tolmezzo, risale al febbraio 2021. Il vecchietto si era seduto al tavolo con i 2 vicini di casa e aveva detto loro di aver ritirato poco prima il denaro dall'ufficio postale di Forni di Sopra. La donna allora lo ha distratto mentre il compagno gli ha sfilato dallo zainetto la busta gialla nella quale c'era il contante. I 2 però non si sono accorti che nel locale c'era una telecamera che ha immortalato tutta la scena. Il loro difensore, l'avvocato Stefano Arpino, aveva chiesto la soluzione per lei e il minimo della pena per l'uomo. Stefano Puzzer, il leader no Green Pass dei portuali di Trieste, potrà tornare a Pordenone. Infatti il TAR ha annullato il DASPO triennale del questore. Stefano Puzzer vince davanti al TAR. La sua partecipazione alla manifestazione Novax davanti all'ospedale Pordenone nel dicembre 2021 era legittima. Il leader delle proteste No Green Pass dei portuali di Trieste è ricorso alla giustizia amministrativa contro il foglio di via obbligatorio per 3 anni emesso dal questore della città sul Noncello. Nel provvedimento la questura aveva sostenuto che il portuale avrebbe potuto incentivare le tensioni relative alle proteste Novax e mettere in pericolo la sicurezza pubblica, visti i precedenti, ovvero la partecipazione a 2 manifestazioni, tra le quali quella No Green Pass dell'ottobre 2021 a Trieste e il foglio di via obbligatorio da Roma, poi annullato, per un banchetto contro il Green Pass allestito nella capitale. Oggi il TAR ha dato ragione a Puzzer e ha annullato il foglio di via. Il giudice ha affermato che in quelle occasioni il portuale non aveva tenuto comportamenti violenti e che nella pacifica manifestazione di Pordenone era arrivato a fine proteste per parlare con i presenti ed esprimere la propria solidarietà. Il Ministero dell'Interno è stato condannato a pagare le spese. E il TAR regionale ha respinto il ricorso di Ugo Rossi, ex candidato sindaco del Movimento 3 Vie, le ultime comunali di Trieste, arrestato a febbraio durante una protesta no Green Pass e per il quale è stato disposto il divieto di dimora nella sua città. Rossi era ricorso al TAR per l'annullamento dell'avviso orale del questore di Trieste dello scorso novembre e il giudice ha stabilito che, visti numerosi precedenti, tra questi diverse sanzioni nel 2021 per la violazione di misure anti-Covid, l'avviso orale è fondato e dunque condannato Rossi al pagamento delle spese. Si apre un nuovo capitolo nello scontro tra il coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste e Adriafer. Il coordinamento ha presentato infatti un esposto alla Corte dei Conti contro i dirigenti della società controllata dall'autorità portuale. Secondo il coordinamento, l'utilizzo di investigatori privati per pedinare 2 lavoratori poi licenziati rappresenta uno spreco di denaro pubblico. I 2 erano stati protagonisti delle lotte sindacali nei porti di Trieste e Monfalcone.
Lavoratori in nero sono stati scoperti a Piancavallo dalla Guardia di Finanza di Pordenone. Si tratta di 12 camerieri irregolari impiegati da un'azienda di catering. Lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle di Pordenone hanno individuato domenica a Piancavallo, durante il concerto di Frankie High Energy inserito nel contesto del picnic chilometro zero, 12 camerieri irregolari impiegati da un'azienda di catering. Il controllo dei finanzieri è scattato dopo un'attenta attività osservativa dell'organizzazione della distribuzione del lavoro svolto. Sono stati individuati 35 lavoratori impegnati nella preparazione e nella consegna dei pasti. Il titolare della ditta è stato sanzionato amministrativamente per l'impiego di personale senza che l'assunzione fosse stata preventivamente comunicata al competente ispettorato del lavoro. È stata inoltre proposta la sospensione dell'attività. Dall'inizio dell'anno le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pordenone hanno individuato 42 lavoratori in nero e 48 irregolari, sanzionando complessivamente 18 datori di lavoro. Un turista svedese di 59 anni è annegato oggi a Grado, nella zona di Punta Sdobba, dopo essersi sentito male mentre era in barca con altri 2 connazionali. Il fatto è avvenuto proprio all'altezza della foce dell'Isonzo, in un punto nel quale i fondali sono molto bassi. È stato trasportato in elicottero in gravissime condizioni un ciclista che questo pomeriggio è stato colto da un malore mentre stava pedalando su una ciclabile a Tarvisio. All'improvviso è caduto a terra, ha perso coscienza. A praticargli la rianimazione, seguendo le indicazioni telefoniche fornite da un operatore della Sores, è stata una persona che si trovava con lui. Una manovra questa che ha permesso di tenerlo in vita fino all'arrivo dei soccorsi. Il ciclista intubato è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale di Udine. 2 persone sono rimaste ferite nel pomeriggio in un incidente che è avvenuto a Colloredo di Prato, lungo la provinciale 60. Si sono scontrate 2 auto a causa di un violento urto. Una è finita nel fosso e costeggia la strada. I 2 feriti sono stati portati all'ospedale di Udine. E un 74enne carnico è stato soccorso questa mattina per la seconda volta in meno di un mese. A trovarlo a terra privo di sensi dopo la caduta da una scalinata a un gruppo di giovani escursionisti che affrontava il sentiero che conduce alla pieve di Santa Maria oltre But a Caneva di Tolmezzo. L'uomo è stato raggiunto dai soccorritori e poi consegnato all'elisoccorso diretto a Udine il 14 giugno scorso. Lo stesso escursionista era stato salvato dopo essere ruzzolato per 20 metri a Torre Picotta tra i boschi posti sopra l'abitato di Tolmezzo. 2 persone a bordo di una barca a vela rimasta incagliata nei pressi di un canale di uscita di Lignano sono state salvate la scorsa notte dai vigili del fuoco. I pompieri, che sono intervenuti su richiesta della Capitaneria di Porto di Monfalcone, hanno utilizzato un battello pneumatico per raggiungere la barca arenata a circa 500 metri dalla costa e hanno trasbordato le 2 persone, portandole poi al Porto Vecchio di Lignano Sabbiadoro. È stato lanciato dal finestrino di una macchina in corsa ed è vivo per miracolo. È la storia di un gattino con pochi giorni di vita. Lo hanno chiamato Iron Man e ora cerca una famiglia. Non capisco come nel 2022 si possa riuscire a gettare, avere il coraggio di gettare un gattino di nemmeno un mese dal finestrino di un'auto. È ancora incredula Maila De Gobbi, la soccorritrice dell'associazione Mi Fido di Te, che nei giorni scorsi a Pravisdomi ha salvato la vita ad un micetto che non aveva nemmeno 30 giorni di vita. Gettato da un finestrino di un'auto in corsa, il gattino è stato recuperato da una donna che l'ha portato all'interno di un negozio. È stato il titolare poi a chiamare il servizio di soccorso veterinario. Intervenite perché è ancora vivo, respira, bisogna salvarlo. Siamo intervenuti subito, sirene spiegate, l'abbiamo salvato, portato in clinica Villotta ed è ancora vivo lì. Il nostro Iron Man l'abbiamo chiamato così perché è ancora vivo e sta lottando, alla faccia di chi gli ha voluto male e voleva vederlo morto. Iron Man adesso è in cerca di una famiglia che possa dargli tanto amore. Spererei di un'adozione ad hoc per lui perché se lo merita. La replica dell'assessore regionale Alessia Rosolén alle accuse dell'opposizione dopo la presentazione di dote famiglia. I 500 euro a figlio non sono una semplice mancia e non sono discriminatori, ha detto. Non sono state interpretate come discriminazioni né dalla Corte Costituzionale né dal Governo nel momento in cui abbiamo approvato la norma. Non sono considerate discriminazioni neanche da tutte le norme dell'Unione Europea. Noi non discriminiamo nessuno,
premiamo chi ovviamente ha scelto e vive in questa regione in maniera stabile. Noi non diamo un bonus, noi diamo una dote, cioè diamo dei soldi alla famiglia perché permetta al proprio figlio di poter avere delle opportunità che viceversa non potrebbe avere. Per molti anni, e penso al centro-sinistra, oltre ad aver inserito i 24 mesi di residenza che noi abbiamo mantenuto per l'acquisizione della carta famiglia, aveva pensato che bastava un bonus una tantum, e quello sì era una mancetta al momento della nascita dei figli. L'intervista integrale in onda alle 19:45 nell'appuntamento di questa sera con screenshot. Il Movimento 5 Stelle l'ha chiamata Operazione Verità sul reddito di cittadinanza e oggi sono stati presentati i dati del Friuli Venezia Giulia. Sono quasi 11.000 i nuclei familiari che hanno percepito nel 2022 il reddito di cittadinanza in Friuli Venezia Giulia per un importo medio di 475 euro e in calo rispetto alle 25.000,6 persone del 2021. I 4 consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno lanciato quella che potrebbe essere definita l'operazione verità sulla misura dopo le polemiche delle scorse settimane. Una misura che lo Stato eroga per 71 milioni di euro ogni anno in regione. Erano 31 milioni di euro quelli erogati con la misura di inclusione attiva, che però erano tutti fondi regionali, per cui c'è un grande risparmio per la nostra regione. A maggio 2022 i percettori del reddito e della pensione di cittadinanza sono stati quasi 13.000 per poco più di 7.000 nuclei familiari. La provincia con il maggior numero di percettori è Udine, seguono Trieste e Pordenone. Il 37% dei beneficiari ha meno di 17 o più di 64 anni, il 32% di chi lo percepisce è invece dai 45 ai 64 anni. L'83% è cittadino italiano e secondo i pentastellati, il 52% dei percettori ha trovato un posto di lavoro, a fronte di una statistica dei centri per l'impiego del 7%. Fra i 78 corsi offerti dall'Università di Udine, che oggi ha aperto le immatricolazioni, ci saranno anche lezioni di arabo e cinese. Questa è la novità principale dell'offerta formativa dell'Ateneo Friulano, che punta a superare le 15.000 iscrizioni. Il via oggi alle iscrizioni all'Università di Udine, immatricolazioni che saranno aperte sino al 5 ottobre con i suoi 78 corsi, fra i quali l'attivazione dell'inglese e dell'arabo. Il rettore Roberto Pintona oggi a Palazzo Maseri Antonini con grande entusiasmo ha auspicato in una tenuta degli iscritti sopra 15.000, iscrizione gratuita per le famiglie con 26.000 euro dell'ISEE. Lo ha ribadito, dobbiamo sapere mantenere quello che è il senso di comunità. L'università è degli studenti e con gli studenti che fanno parte attiva di questa comunità e la mantengono anche viva, anche se ogni 3, 4, 5 anni si alternano con nuovi studenti. Ma è proprio questo che dà l'idea di quanto sia importante il ruolo di una università per lo sviluppo sociale e economico di un territorio. Un ateneo che guarda avanti pensando a nuovi spazi per lo studio e la ricerca grazie alla nuova biblioteca del Polo Scientifico. Infatti sono in arrivo dallo Stato e dalla Regione in tutto 38 milioni di euro, grazie ai quali si metterà mano a diversi stabili. Ma il magnifico rettore tiene ad un altro aspetto, peraltro ribadito con un gigantesco striscione all'esterno dell'Ateneo. Noi abbiamo fatto in questi mesi, abbiamo colto tutte le occasioni che ci sono state rese disponibili per fare una richiesta di finanziamenti, di cofinanziamento per un importo complessivo di 38 milioni di euro, con cui completeremo le strutture, quindi diamo tutta la caratterizzazione alle varie strutture che ormai sono in fase di avvio, ma in fase di completamento, ma anche stiamo pensando a progetti nuovi come per esempio la nuova sede di medicina. Il Marinoni di Udine punta alla preparazione di nuove figure professionali sempre più preparate in tema green e per i suoi 60 anni ha preparato una serie di eventi. Il Marinoni di Udine compie 60 anni. Per l'occasione la scuola, nata nel 1961 come istituto tecnico per geometri e dal 1992 trasferita in viale Monsignor Nogara, ha organizzato una serie di eventi come la consegna dei diplomi e dei premi alle classi che hanno proposto i migliori progetti su accessibilità, legalità e grafica. Il Marinoni di oggi punta sulla preparazione di figure professionali sempre più specializzate sul green.
Con la riforma del 2010 dal percorso per geometri si è passato all'indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, dando proprio volutamente questa curvatura ambientale, quindi diciamo il percorso si è arricchito un po' di green, se proprio vogliamo dirlo, e poi recentemente, quindi una decina d'anni fa, con l'indirizzo geotecnico e legno e ancora più recentemente con grafica e comunicazioni, quindi c'è stato uno sviluppo graduale nel tempo senza penalizzare però l'indirizzo originario. Il messaggio ai ragazzi: partecipate ai concorsi. Tante volte viene detto che nel pubblico non si può fare carriera, non è assolutamente vero, basta avere buona volontà e capacità, sicuramente c'è anche la possibilità di fare carriera. Soprattutto io dico che il diploma è un punto di partenza, non di arrivo. Dopo ci vuole la volontà del ragazzo, ci vuole le capacità, ma soprattutto tanta voglia di imparare. Presentata a Milano Aria di Friuli Venezia Giulia. Vediamo cosa prevede la 4 giorni. Il Friuli Venezia Giulia presenta ai turisti le sue eccellenze enogastronomiche e nasce così Aria di Friuli Venezia Giulia, la kermesse che unisce per la prima volta Aria di Festa, la storica manifestazione che da oltre 35 anni celebra il prosciutto di San Daniele, e i prodotti a marchio di Sono Friuli Venezia Giulia, tra cui il formaggio montaggio e vini bianchi. La presentazione a Milano dell'evento che si terrà eccezionalmente ad agosto dal 26 al 29. L'appuntamento per gli amanti del buon cibo locale sarà a San Daniele, dove si terranno laboratori di degustazione, masterclass guidate ai vini, stand enogastronomici, picnic e infine visite guidate alla scoperta di San Daniele e del territorio del Friuli collinare. Oltre a 4 giorni di kermesse, l'intero territorio regionale verrà raccontato attraverso una serie di appuntamenti organizzati lungo la strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia, in programma dal 22 al 25 agosto e il 30 al 31 con eventi diffusi. Aria di Friuli Venezia Giulia rappresenta un'importante occasione per il Consorzio e la cittadina di San Daniele del Friuli di far conoscere e apprezzare la DOP friulana, afferma Mario Emilio Cicchetti, direttore generale del Consorzio. Sarà l'occasione attraverso la quale scoprire una terra ricchissima come il Friuli Venezia Giulia, afferma l'assessore regionale attività produttive Sergio Emidio Bini. Dal 22 al 31 agosto la nostra regione aprirà le porte a numerosi visitatori. Il cardinale Dominique Manverti è stato ricevuto oggi dal sindaco di Udine, Pietro Fontanini, in occasione dell'esibizione di questa sera del coro della Cappella Pontificia Sistina. Una tappa esclusiva, quella di questa sera alla Cattedrale di Udine, con l'esibizione del coro della Cappella Musicale Pontificia Sistina, che ha già incantato in altri momenti in questi giorni in regione. Questa mattina la delegazione vaticana è stata ricevuta dal sindaco di Udine, Fontanini. Il primo cittadino ha incontrato il cardinale Dominique Manverti, prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Arcivescovo, il significato di questa presenza romana qui a Udine? Abbiamo costruito appunto questo programma che si sta rivelando, devo dire, visto anche la partecipazione delle persone, particolarmente indovinato ed apprezzato. Eminenza, è una tappa importante per una data importante per gli udinesi non solo. Sì, è la festa dei santi patroni, quindi un'occasione per tutti di ricordarsi da dove provengono, di ricordarsi dalle loro radici. Al Cardinale ho ricordato anche la sua omelia molto profonda e molto legata alla storia della Chiesa di Aquileia, quindi anche un omaggio importante che lui ha voluto fare alla nostra storia, a queste radici profonde del cristianesimo. Probabilmente la musica aiuta anche a rilassarci un po', no? Ah sì, certo, la musica ha tante virtù, tante qualità e quindi è un'occasione non solamente religiosa, noi la visiamo proprio come una missione. Le 3 violiniste russe, prima escluse poi riammesse al premio Lipitzer, non parteciperanno alla manifestazione, ma questa volta per loro decisione. No, we will not. Non parteciperemo al premio Lipitzer perché per noi è inaccettabile quanto successo, essere state discriminate, e anche se ci hanno chiesto scusa, il loro comportamento non è accettabile, non vogliamo far parte del loro concorso. Non è la prima situazione di discriminazione, ma è stata l'unico caso di una presa di posizione ufficiale e clamorosa.
Le 3 violiniste russe escluse dal concorso Lipizzer per motivi bellici non parteciperanno quindi al premio per giovani violinisti nonostante la marcia indietro degli organizzatori che l'avevano riammesse dopo la bufera politica seguita all'esclusione. Le 3 giovani insieme a una soprano russa si esibiranno questa sera in un concerto organizzato dall'amministrazione comunale. Un momento importante stasera a Palazzo de Grazia ci sarà un concerto per la pace tra artisti, musicisti russi e ucraini. La cultura più che mai in questo momento storico ha un ruolo determinante, unire popoli. Siamo felici di suonare qui stasera e offrire al pubblico italiano la nostra arte. La prima uscita dell'Udinese in amichevole oggi in Austria e poi le novità per la UB Gesteco Cividale che si è presentata nel suo formato a 2 per la prima storica stagione in questa serie. Tra poco a Sport FVG. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buona serata, arrivederci.